Una vera bomba è esplosa questa sera a Napoli e, se sei tifoso del Napoli, preparati. Perché quello che sta accadendo dietro le quinte potrebbe cambiare completamente il destino del nostro club. Siamo tornati con un nuovo aggiornamento bollente. Di quelli che fanno battere forte il cuore e tengono gli occhi incollati allo schermo. Come sempre, il nostro impegno è portarti le notizie più recenti e rilevanti. Con la credibilità e la passione di chi vive il Napoli da vicino. Prima di addentrarci in questo argomento elettrizzante, lascia subito un like e iscriviti al canale per non perdere nessuna novità. Oggi, qualcosa di grandioso si sta preparando nei retroscena del Napoli. E le voci che circolano indicano che potrebbe trattarsi di una mossa storica per il futuro della squadra. Il Napoli ha chiuso questa finestra di mercato con ben 9 rinforzi di peso per Antonio Conte, Milinkovic-Savic, Bokema, Marianucci, De Bruyne, Gutierrez, Lang, Elmas, Lucca e Højlund, oltre ai giovani talenti Ferrante e Baridò. Ma se le cifre attuali colpiscono, con operazioni che superano facilmente i 30 o 50 milioni di euro, è impossibile non guardare indietro e ricordare un'altra sessione sensazionale che ha segnato la storia del club. Nella stagione 2013-2014, sotto la guida di Rafa Benitez, arrivarono campioni come Higuaín, acquistato dal Real Madrid per soli 39 milioni di euro. Raúl Albiol per 12 milioni, e due nomi che sarebbero diventati leggende al San Paolo. Dries Mertens e José Callejon, presi entrambi per appena 9,5 milioni di euro ciascuno. Valori modesti, se confrontati a quelli di oggi, ma che hanno reso frutti straordinari in campo. In quella stessa stagione, il club portò anche Duvan Zapata per 7,5 milioni e il portiere Rafael Cabral per soli 5 milioni. Un'epoca in cui i numeri erano diversi, ma gli acquisti rimasero impressi come alcuni dei più redditizi e storici dell'era De Laurentiis. E adesso, tifoso del Napoli, vogliamo sentire la tua opinione. Quale di queste finestre di mercato è stata più sensazionale, l'attuale, con grandi cifre e nomi di peso come De Bruyne e Højlund, o quella del 2013, che portò idoli eterni come Callejon e Mertens? Lascia la tua opinione qui nei commenti e, se ti è piaciuto questo aggiornamento, sostieni il nostro lavoro lasciando un super thanks per continuare a portarvi le notizie più calde sul nostro amato club.